Altri 200 ristoranti italiani come minimo in 3 anni, quindi un mercato molto importante. Siamo andati a vedere i negozi, tra cui Italy, c'è anche Italy. Ci sono cartelli, non so se avete mai visto Italy nel mondo, anche in Italia, i cartelli l'Italia delle eccellenze, l'Italia della pasta, bene. Nell'Italia delle eccellenze, io ho la foto qui, il Friuli non ha una eccellenza, niente. Il Montasio lo mettono nel Veneto. Ti vendi queste mano? Perché direi no. Perché ecco, questa è la... Puoi fare un confronto tra un precedente periodo, nel periodo in cui per esempio c'era un professionista come Isi Benini che lavorava e faceva le cose rispetto a ora? Era il nostro maestro, ma il mondo del vino, e qui c'è un... ecco, mi hai beccato giusto, visto che ne avevamo parlato prima, se noi andassimo a guardare quello che ha fatto il vino, io ho appena concluso un lavoro di 3 anni sulla storia moderna del vino, che l'ho vissuta tutta, però ho fatto 3 anni di ricerca, sono 30 collaboratori, abbiamo scandagliato tutto. Ebbene, in quel libro teorico, adesso pratico, c'è scritto tutto. Quando abbiamo avuto il primo attacco sul mercato dai paesi cosiddetti emergenti, che non sono più emergenti, c'è vino di fa, quando lo Chardonnay o il Cabernet o un vino valeva metà o meno della metà, che cosa dovevo andare a raccontare? Abbiamo raccontato la nostra storia, abbiamo fatto comunicazione, abbiamo fatto un lavoro sopraffino, abbiamo fatto qualità e l'abbiamo fatto percepire la qualità, perché la qualità è un termine astratto, basta fare solo questo, non è molto difficile, è molto più semplice di quello che pensiamo. Comunque ci vogliono sempre i professionisti per fare questo, scusate se tiro l'acqua al mulino del giornalista che fa questo mestiere di professione, piuttosto che non so, al cugino, alle figlie, le foffigne, le nuore di Carlo, che siccome lo paghi 35 centesimi, vabbè, facciamo così. Non funziona. Anche questo è una professione, anche questo è un mestiere che devi saper fare, non è una cosa che si inventa così a tavolino e dici, vabbè, andiamo qui, dica le mene voto, così ti fa il giornalista. Non è così, non funziona. Si spendono i soldi lo stesso, perché poi li spendi lo stesso e non hai il risultato, questo è la questione, no? C'è una banalizzazione